Ben ritrovati amici di TeleG, buongiorno, giovedì in compagnia di Bruno Lombardi, una nuova puntata di Biazantes. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. La settimana scorsa mi hai detto che oggi avremmo parlato di leggende, qua in Sardegna, ovviamente leggende sarde, per parlare di fatte, le fatte di Pedra Mendalza, mi pare mi avessi detto. Eccoci. Ci vuoi dire di che cosa si tratta? Beh, era interessante appunto dedicare una puntata sulle leggende sarde. È ovvio che per le leggende sarde ci sono tantissimi personaggi particolari, no? Qui in Sardegna, dai costruttori dei nuraghi a quel personaggio che non deve incontrare alla fonte di notte, ma diciamo che tra tutti questi personaggi le fatte sono quelle, diciamo, che forse destano maggiore interesse. E anche qui le vediamo. Per le fatte noi vediamo che sono associate per esempio alle Domol de Fadas o Domol de Gianas, no? Come si chiamano in questo senso, ma sono creature che realmente hanno fatto parte dell'immaginario collettivo, ma anche della vita, diciamo così, sociale sarda fino anche a pochi decenni fa. E perché? Per esempio noi adesso oggi andiamo a Pedra Mendalza, che è questo luogo così caratteristico del territorio di Giave, perché è un luogo molto interessante anche dal punto di vista geologico. Infatti è un residuo vulcanico, no? Quindi stiamo parlando di basalti antichi, ed ha una forma particolare, sembra quasi una sorta di monolite, no? Così, che appare, no? Dalla campagna. Per renderci conto, per chi conosce magari un po' anche il Nord America, possiamo fare un parallelo con, non so, la Roccia dell'Orso in South Dakota, se non ricordo male, o forse anche, anzi se non ricordo male, nel Wyoming, che è questo grande monolite che appare così di colpo nella prateria, e anche lì ci sono delle leggende. Ecco quindi che questo neck, chiamato in inglese, questo collo vulcanico, non poteva non dare qualcosa nell'immaginario collettivo, e quindi si dice che quella sia una dimora di fatte. Raccontiamo alcune cosette, no, legate a questo aspetto, i malcapitati, no, che magari andavano fuori orario, sai, di solito si diceva che a una tale ora, a quei tempi non dovevi andare via, no, di notte soprattutto, per incontrare queste fatte. A volte queste fatte vengono descritte come personaggi negativi, che quindi ammaliano, rapiscono, e in qualche modo quindi sono un po' malefiche. Più streghe che fatte. Beh no, perché poi c'è sempre comunque una morale, nel senso che comunque magari le hanno rapite perché, non so, c'è una fata che voleva sposarsi, ha trovato quello, è innamorato e gli offre magari, non so, del tesoro, per esempio, ricchezze. No? Quindi sono però delle condizioni che devono dare sempre una morale, insomma, no? Un po' come ancora oggi qualcuno usa il bobboi, no? Il bobbotti. Sì, ma io non riesco ad immaginarmela, una fatta cattiva non riesco, se è fatta male. Beh, in realtà in alcune culture la strega è quella che magari completamente si dà dei malefici, quindi anche proprio fisicamente, no? Con delle piante, delle erbe o comunque delle invocazioni demoniache, diciamo così. In questo caso invece a volte le fatte non sono legate a un aspetto così cristiano, non sono legate a un aspetto del demonio demoniaco, ma sono magari, non so, a volte anche delle anime in pena, per esempio, insomma delle donnine che stanno a guardia di questo luogo e sono un po' in pena perché magari vorrebbero incontrare la popolazione. Ecco che forse è interessante far ricordare che questi luoghi, come appunto Pedra Mendalza, sono importanti perché non solo hanno una loro storia geologica e quindi sono importanti dal punto di vista scientifico, ma richiamano quello che è anche un'appartenenza al territorio dal punto di vista antropologico, sociologico, se vogliamo, no? In questo senso. Ecco che forse dedicare una puntata a questo aspetto ci fa ricordare anche quello che era la Sardegna di un tempo, che era sì una terra di antichi vulcani, una terra così antica, ma anche di antiche storie dove ancora oggi forse è bello anche fantasticarci un po' e raccontarle, queste fiabe, leggende, per avere quella che è una ricchezza culturale del nostro patrimonio orale. Beh, in fin dei conti è sempre giusto parlare in questo caso più che di tradizioni, proprio di leggende. Certo. Quante ce ne sono, magari che non hanno mai avuto una risposta in termini scientifici, però forse è anche bello immaginarle e ricordarle soprattutto. E sarebbe interessante andare a vedere, infatti invitiamo gli amici a casa ad andare a vedere perché insomma è un luogo veramente ricco di fascino, un luogo importante dove possono andare sicuramente addetti, insomma scienziati, insomma del settore, geologi in questo caso, ma anche tutti coloro che devono fare una bella passeggiata e riscoprire un luogo. Ecco, ricordiamo
troviamo esattamente dove? In territorio di Giava, è poco fuori, diciamo, dal paese, è inconfondibile, è un luogo inconfondibile, quindi Anche è per l'aria interessante. che si respira. È molto bello il paesaggio e quindi è un modo anche per fare una gita diversa e scoprire anche e poi, insomma, capirne ancora un po' di più di geologia, non sarebbe mai male, no, imparare Consigli su di questo. andarci di giorno o di notte? Andare di notte per le fate, ovviamente, e poi però non garantiamo niente, insomma, se qualcuno ritorna a casa o meno, magari le fate esistono, insomma, chissà. Domanda di rito, giovedì prossimo con cosa ti presenti qua? Molto bello giovedì prossimo parlare di una delle nostre icone letterarie. Andiamo a dare un omaggio a Grazia Deledda. Ah, 150 anni, esatto, c'è il 150esimo di Grazia Deledda, questa, Non è solo un dovere, è proprio un grande onore e un grande piacere parlare di lei. e noi ci saremo. Allora, ringraziamo Bruno Lombardi per questa puntata, ovviamente, di Biazantes. Io, come sempre, starò diventando logorroico, ma devo farlo perché è importante che tutti sappiate, appunto, che dal 22 novembre prossimo TeleG abbandona il digitale terrestre per perseguire il suo grande sogno, che è quello di diventare una TV internazionale. Ci potrete vedere direttamente su web. È semplice, basta sintonizzare i vostri televisori, quindi non solo avrete la possibilità di vedere la TV nel telefonino in streaming, come già è attualmente da circa quasi un anno, ma potrete continuare a vederla tranquillamente nei vostri salotti andando sul web e digitando una parolina magica teleg.tv. Vi apparirà direttamente il nostro streaming, lo memorizzate come canale e la televisione non cambia, anzi ne guadagnerà in qualità e soprattutto il grosso vantaggio che porteremo in tutto il mondo non solo le nostre notizie, la nostra isola, la nostra città, ma porteremo anche tutte le grandi aziende che poi fanno parte della nostra famiglia. Mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie a tutti.